Ci scusiamo per il ritardo, magari molte mamme, molti papà avrebbero voluto, ma anche l'amministrazione, no, che a settembre i bambini entrassero in un asilo nuovo. Non sarà così, abbiamo già parlato sia con la preside che con le maestre, siamo perfettamente d'accordo nel continuare ad usufruire della scuola primaria per ospitare i vostri bambini. Non sarà pronta a settembre la scuola dell'infanzia, i cui lavori sono finanziati anche con fondi del PNRR, un ritardo causato dalla necessità di rinforzare il solaio prima dell'installazione del riscaldamento a pavimento e dalla scoperta di tracce di amianto nel linoleum. Questo ha comportato che ARPAV ci obbligasse a rimuovere tutto l'amianto però a settori. E ogni settore veniva analizzato e poi si ricominciava con l'altro settore. Fra impegni di spesa e lavoro i mesi che sono corsi per questo intervento sono stati tanti, quasi 5. Anche la necessità di rinforzare alcune parti del solaio ha comportato ritardi. Il solaio poggia su un cadeggio di 2,70 m, le tecniche di costruzione sono assolutamente buone, però il materiale, soprattutto nelle giunture che potevano avere delle infiltrazioni d'acqua, deve essere sostituito. C'è un terzo problema di cui il vice sindaco parlerà a momento debito, annuncia. Nel frattempo il cantiere dovrebbe chiudere in circa 5 mesi per poi passare alla fase del ritorno dei bambini nell'asilo ristrutturato.